Sedilo Nord, Sedilo Sud. Ringraziamo la Proloco che ha partecipato con noi già per la seconda volta alla finale regionale che abbiamo fatto a San Giacomo, e questa è la nuova annata di Poetry Slam. E niente, io do la parola al nostro Roberto qua, che questa volta ci farà da presentatore, perché purtroppo Giovanni Salis si è ammalato, non possiamo farci niente, e quindi vi lascio nelle sue mani. Grazie, buona serata. Buonasera a tutti. Dunque cominciamo questa seconda edizione. Intanto ringraziamento alla Proloco, all'associazione SUC per il patrocinio di questa manifestazione e alla nostra fisarmonicista Burgos, Maria Giovanna Canu, che ci accompagnerà questa sera. Lei proviene dalla scuola di organetto di Burgos, diretta da Carlo Boeddu, che insomma è una scuola che sta forgiando tantissimi organettisti. Vi spiego un po' come funziona la manifestazione. Il Poetry Slam si tratta di un torneo internazionale di poesia. È nato negli anni '80 questo torneo a Chicago negli Stati Uniti e pian piano si è diffuso in tutto il mondo. Come funziona? I poeti hanno 3 minuti per leggere la loro poesia, possono anche sforare, ma ci sono dei punti di penalizzazione. C'è una giuria che è popolare, scelta a caso, diciamo, tra il pubblico, che voterà ad ogni esibizione. I voti sono 5, la giuria è composta da 5 membri, il voto più alto e quello più basso verranno esclusi, quindi verranno considerati solo i 3 voti, diciamo, intermedi. Si può anche usare i numeri decimali, no? Numeri decimali sono quei numeri più piccoli che vanno dopo i numeri grandi. Lo dico perché ero molto bravo io in matematica, infatti alle lezioni la professoressa mi dava sempre 2,9, io mi lamentavo perché insomma dicevo, ma aggiungimi un punto decimale e arrivo almeno a 2,10, no? Ma lei era insomma un po' cattiva, forse era dei Fratelli d'Italia. Comunque per fortuna è morta e quindi questo problema non c'è più. Detto questo, il regolamento prevede anche che il presentatore debba leggere una poesia fuori concorso che però verrà sottoposta al voto, questo per rompere il ghiaccio e per mettere alla prova anche la giuria. Questo prevede il regolamento. Chi vincerà oggi questa gara andrà di diritto alla finale regionale che si terrà l'anno prossimo, perché le gare in tutta la Sardegna sono parecchie, siamo alla quinta o alla sesta se non sbaglio per adesso. Chi vincerà poi la gara regionale andrà alla finale nazionale, poi ci sarà una finale internazionale e poi per il momento ci fermiamo lì perché i mezzi di trasporto sono quelli che sono. Detto questo, mi pare gli artisti in gara sono oggi circa 1, 2, 3, 9, 10, quindi dovremmo starci entro le 2 ore, eccetera eccetera. Mi pare che non ho altro da aggiungere. Il presentatore appunto tra un po' presenterà una poesia ed le lavagne sono state assegnate? No, adesso vengono assegnate. Quindi appena le lavagne saranno assegnate dimenticavo il presentatore Roberto Nieddu di Burgos.
Vuoi suonare qualcosa nel frattempo che vengono distribuite le lavagne? Bravissima la nostra fisarmonicista, tra l'altro è l'insegnante di mio figlio, quindi dunque procediamo appunto con la lettura della poesia di cui vi parlavo prima. Io ho scritto alcuni versi, siccome siamo nel periodo prenatalizio, tra qualche giorno è Natale e quindi è una ricorrenza questa del Natale molto sentita in Occidente, ognuno poi la celebra a modo suo, chi approfitta per farsi grandi mangiate di ingrassare come succede purtroppo a Natale, i consumi le spese in alimentazione, diciamo, in periodo di Natale raddoppiano, quindi evidentemente avviene questo. Poi chi approfitta per fare cassa con i regali, chi, per molti è anche il Natale è anche il compleanno di Cristo, per alcuni. Cristo, come si sa, è nato in Palestina circa 2000 anni fa e appena nato lo volevano ammazzare, era subito ricercato. C'era un presidente allora in Israele, là, in Palestina, che si chiamava il presidente Erode Antipa e decise insomma di ucciderlo e ordinò di ammazzare tutti i bambini che nacquero in quel periodo. Però Gesù Cristo, che insomma non era stupido, scappò a piedi, poteva anche scappare in gommone, però ci ha pensato bene, ha detto: se poi scappo in gommone, arrivo in Italia, questi qua mi mandano in Albania. È scappato a piedi, il valico allora con l'Egitto era aperto e quindi insomma si è salvato. Per fortuna il presidente che c'è adesso in Israele non è come Erode Antipa, per fortuna è più bravo, e poi se dovesse fare crimini del genere l'Occidente, che è cristiano, lo bloccherebbe subito, non gli manderebbe mica le armi. Per fortuna i tempi sono cambiati. Sì. Al massimo non è più bravo. Comunque Gesù Cristo in questo periodo è un po' arrabbiato perché gli stanno mandando un sacco di lettere con le richieste più assurde, no? Chi vuole essere iscritto al Grande Fratello, chi vuole vincere le lotterie, chi vuole entrare magari come consulente di Bertolazzi che gli danno 10.000 euro al mese. E Gesù Cristo dice: ma insomma tutti che fanno richieste per loro stessi e non per gli altri, lo stanno bombardando di richieste. Nessuno che gli chiede, insomma, per esempio, di porre fine allo sterminio che c'è in Palestina. Poi tra l'altro tutti fanno la festa di Natale, il suo compleanno, e non lo invitano proprio a lui, cioè fare una festa del compleanno senza il festeggiato è una cosa che succede solo tra i cristiani. Questo non si era mai visto. Così cosa ha fatto Gesù Cristo? Ha scritto una lettera ai cristiani un po' per lamentarsi di questi fatti, insomma, che vi vado a leggere.
Lettera di Gesù Cristo ai cristiani. Caro frate mio cristiano, quest'anno pure sunatteranno, chi colauia che stediamo e fini questo mio compleanno, bidu tappo finas in mano, due arbusta sprosucciano in mano, su 20 ghimbe itte bellezza, este fra voi si tutto si spesa. Certo risparmio non binnata, cadotto è spromanegare, savasta al forno è sprofumata, in più sul frutto desumare, saldoletto con insalata, cusso non potete mai mancare, poi si sfumante con subbotto e a mezzanotte se già rotto. In sa scarrella manco male, gli abban posto sa luminaria, poi è stusanzia millenaria, fino a sarvoletto de Natale, coette bolan pure in aria, proserrare su suo finale, e in Don Zidomo per Giuseppe con Maria in su presepe. Sa Baldoria in sul cenone, dunque caseste assicurata. Fa che pure indigestione in cussa e spesosa mangiata, custa segui vocazione, sparate spuro a fusilata, tutto promesso organizzato, però Deo non fia invitato. E a parte questo spartiti, vi ha posato il millidonoso, giocattolento, un sossonoso, su panettone preferito, so vestire, so spiurbonoso, e nuda prochieste famidu, a spessalo a voi se via, in sa festa desipocrisia. Grazie. Si può quindi mettere ai voti, prego, le lavagnette. I voti sono dall'1 a 10 con i decimali, ovviamente, chi vuole mettere. Bene, per sorteggio il primo a recitare sarà Francisco Cambigano di Patava. Buonasera a tutti. Non rischio che vi dico presentatore di Roberto, già non ho che più in fino a questa maglietta ci poteva cambiare, ne si sta sera, o no Roberto? Comunque non si intende, o è fatto in finte, non intende. Finalmente ne si sono maglioni, stasera di un altro colore ti poteva spondere. L'ho tolto voi lo schireno. Comunque mi fa che piacere essere di 9. Cava che sempre piace era bene questa rassegna. Non va binchi d'ore, e noi giocattavamo, ci divertimmo. E sono cose che iniziano a mancare molto. Quindi parla dei premiari e le organizza questa scuola. E ho fatto battaglia. E ho tanto scrivo a chi musichetta io. E stasera una poesia di una femmina, una visera che è molto in palto, ha 24 anni, ed è molto in palto, però era riuscita né si rovviso o si avvisa, non sa narrare, è riuscita a restare via. A 24 anni solamente abbandonato alla sua vita terrena, partita lucese in terra anzena, a sa corte santa onnipotente, che in pena atroce e sofferente su zambe si è rivelato in vena, ma che si è arrancata sa vita, fino a che ha figlia tua la spartorita, che il figlia tua la sa partorita, che in un coro vivo e tocchettadore, da ende risentito de amore, che adesso carre tua si è nutrita, in questa vita caina e abbramita, ti sei fatta angela e suo Signore, come senza mamma brigadora, eterna sentinella e amparadora. Amparadora, sese sentinella, impari a servirsi inestimata, a pagosanno l'altra abbandonata, in suo fiore, e sa vita più bella prolare in chelo che un'istella di luce celestiale e adornata, che sos colore dessa primavera, prodare a figlia tua tanta spera. Figlia tua pianghi in salosa,
c'ha lacrime li falan a rios, lentamente valendo sul buttios, si passa anche una mariposa, ispalto in sospetta de rosa, un tenso sentido sempre ios, che son fillas tuas e ti amano assai, e in coro solo non vi mori mai. Benissimo, procediamo quindi con la votazione. I giurati, siete pronti? Bene, prego. 10, 8,5, 9, 8,5, 8 e mezzo, 8,5. Grazie. Prossimo è Liborio Vacca. Vota. Buonasera a tutti, è la prima volta che partecipo a PCPA Usovia e servia due canzoni, tu che mi sto a dormire qualche notte, come famosa prima. Sulle cause per noi queste sono sicuro di tutto un prendere se una satira. Tutti gli schives, chi come energia, espro Sardegna manno tornaconto. Se l'accettiamo sul progetto è pronto a non dare ricchezza e allegria. E dunque, sa, tutto sponere in mente, pagando sa baratto sa corrente. Però è che qualcuno sempre attraverso, non male desistato, questa regione, e neanche bene fatto con interesse, e neanche bene di speculazione, ma quando mai. E però sul buon lavoro, non entra nulla sa buzzacca in soro. E se sta bene che è cosa conveniente, il logisoro si l'hanno fatto, sai schiede per andare a continente, noi stiamo in orbenza da parato. E il merce non schiede né a giocare, propone sa Sardegna a modernare. E se è vero che siamo in zona blu, è il male a buscare chi si morza, anzi sa morre li fa in cucù, a te serve tanto una gusorza, basta soltanto che dopo un orto e dorme troppo uno pustri morto. E spazzando sa matta in ogni luogo, e spianando il terreno se patentes, l'irveni male a attaccare il fuoco, e dunque sperde il cuso delinquente chi pensa da come li s'arrendio affittando aereo di antincendio. E sono pastore, bettando in meghina, pozzo pimmene, pesta, soppocolica, come basta la sparghe tre vicina, i sagusorza con sappala eolica. Dunque pastore, sprantate corazzo, in pagora sanato che suttazzo. Lasciate perdere sa sannata armalas, pensate pure a sa modernità, chi atti so spannellos e sa spalas, sai l'asilo sa pubblicitades. Salute, bevete tavernello, le viti sono vita col pannello. E chi ha carchi gresi a me sorrutta, e chi è pro un'ura che me si sconzu, naranchi le guasta sa veduta, desistoria nostra di stimonzu, aio. Ischides e chi come una banana, si vale pur de sarte isolana. E se l'arte che dimos fare dare, e a sa Sardegna gli dare valore, ma via bastare alla spintare, la spara, dei 1001 colore, e tanto emmo, attero che danno, tenimmo sos turistas tutto usando. E chi è non chiede da s'arrendere, e a sul progresso chiede da frimmare, ande na Svizzera si sperdere, e hanno che torrena si interrare. E in sa tumba ne scrivimmo, fesso, e il morto che fi punta sul progresso. Bene. Pronti? Marciamo spediti? Se la giuria ha deciso, dunque in fondo se non sbaglio 9,3, 8,5, 9, 8,5, manca un voto. Ne abbiamo uno di scorta. Bene, si prepara adesso Luca
cassetta, dica voi. Saluto a tutti. Innanzitutto devo ringraziare chi ha organizzato questo Poetry Slam. Per 2 volte sarei dovuto venire a Sedilo a portare poesia, una volta allo slam e una volta alla finale, ma la finale regionale tenia un Zubiu e quindi purtroppo insomma su dovere mi abbattivo a non essere e oggi sono contento di essere in noi. Che Naro Zai questa poesia non ad aggradare a San Amico Francisco Cambigano, ma non possiamo usare nulla. La seconda cosa in Naro è non ad essere una satira e la terza cosa è Bornano invece è ad essere un paese, un omaggio dissacrante purtroppo per noi a Sospoeta Armanno del palco. E le gare di poesia, per chi le conosce bene, hanno una parte a tema ovviamente e poi hanno una parte un pochino più fresca, diciamo, più vivace, che è fatta di duinas e di battolinas. In genere sono scherzose. Anche mia ultimamente funzionano le battolinas, ma non molto scherzose. State la dire a pinteggio sul gazzettino, a su morte a pinteggio sul gazzettino e sul gazzettino istiante dello criminale di guerra, la corte di giustizia aveva un denaro e il Stato di andare per pignare, e tanto sicuramente commento la notizia su questo un panzo mio. Ha posto un focale e ha improvvisato una serie di battolina e tanto oggi giocherà la sapo scritta impressa onca non è in un tempo così come sta andando e mi chirmentio e tanto la sapo posta in papiri e oggi provo a bolla stampare sono sì battolina contro la guerra ovviamente. Alla cantamos una paesana assusionista che è arrebentato chi nulla desa storia di imparato e de dare morte te ne gana e coi si canta una paesana alla cantamos una furistera casos poetas sunt de cada logo e desa guerra s'estuten sul fogo sos criminales intrene a galera e coi si canta una furistera alla cantamos una noitola in Sedilo chier vidare paghe sa poesia a noi me danno spiaghe e te manco si sparo e sa pistola e coi si canta una noitola alla cantamos una battoretta casa che rattenimus in Giannile e in Sardegna provana su fusile pro bocchire in tutto sul pianeta e coi si canta una battoretta alla cantamos una bucchistriglia pro populo schisuni in abbolottu e chi s'amore torre da essere nottu paghe amistade si va campariglia e coi si canta una bucchistriglia alla cantamos a bella serrada assusionista una ontra de perda a fora sas America de merda e trionfa sempre sa nostra intifada goi si canta sa bella serrata e alla cantamos una battorina pro sospizzinoso murroso a terra chi accaben sos criminer de guerra e si allibera sa Palestina goi si canta una battorina. Benissimo,
la giuria si prepari nuovamente. Ci siamo? Partiamo con un 8,5, di nuovo 8,5, 8, 9,5 e 8. No, Valentina Rocche di Orani. Ciao a tutti. Allora, io prima di venire qui ero a un torneo di calcetto del piccolino. I bambini erano sparsi in tutto il campo grande, diviso in campi piccolini. A fianco avevo una mamma che mi ha detto: guarda se vedi il 16, eravamo Millu, vestisse. L'ho visto subito. E ho pensato, cioè, nonostante tutta la fatica della vita, che immagino tutti quanti la proviamo, ho corso troppo per arrivare qua. Nonostante tutta la fatica, dicevo, della vita, nonostante la fatica dei 1500 lavori che faccio al giorno, tipo che la mattina mi siedo in macchina e io sono andando, ok, sono andando a qua e vado lì, lavoro, salgo in macchina, prendo la torta salata per pranzo, poi io come vedo il pannare, giusto, vai, ok. Nonostante tutto questo, faccio anche un altro lavoro che è molto comune, che è un lavoro H24, che è un lavoro bellissimo ma faticosissimo, cioè la mamma. Appunto bellissimo, però faticosissimo, però i bambini mi danno tante cose belle, tra cui si prendono cura della mia vista. Ecco perché il numero 16 l'ho visto al volo. La poesia si intitola Ma Vadia. Ma a mi picca sul bosco incantato? Egli è zume. Ma a Pogana? Ma Vadia? Ma Abba? Ma Vadia? Ma veni? Ma Vadia? Ma veni diretto? Ma Vadia? Ma pipì? Ma Vadia? Ma cacca? Ma Vadia? No è sturgente chi vadie. Tutto è subito, tutto in fretta, tutto da guardare, fare, porgere, sistemare, coccolare, curare, allestire, lenire, cucinare, dissettare, rispondere, dare soluzioni subito, diretto. Non importa che io abbia le mani impegnate, piene di sapone, stoviglie da sistemare, pani da piegare, lo sciacquone da schiacciare. Non importa perché io vengo sempre dopo, come Toto Cutugno che arrivava sempre secondo. Ma vadi a questo cucuritto, attento non ti stroppies. Ma vadi a questo brinco, Artu. Ma vadi a questo yoga nuovo, bello. Ma vadi a Mannu chi so abbascia da esamesa. Costodi su cacciavite. Ma vedi a come ti impenno che sa bicicletta. Oddio, bravissimo. Ma oddio meda. Guardare, guardare, guardare. Ma vedi a questa ampulla di friducera de ozzu. Eia, arriva la bella bello coro de mamma. Ma vedi a commentarsi a questa turre de mesicchetto. Eia, ma che de brincare poi desatturre? Ma vadia! Brincao. Ma vadia eia, ma vadia eia, ma vadia eia, ma vadia disova di onde! Occhi che mi escono dalle orbite, cellulare pronto a chiamare il 118, voglio gridare, scoppiare, sparire, chiudere gli occhi e svegliarmi in quel famoso bosco incantato a Sassola! E poi il silenzio. Forse sono davvero in quel bosco. Ma puff, niente al bosco. Vadi a questo chi ti do como, ma un abbraccio energetico di amore, ma ecco il mio
Bosco e cantato. Allora, partiamo con un 10, 9 e mezzo, 10. Oh, non si vede quello là. 8 e 8,8. Adesso è il momento, la Perfugas, una cittadina molto bella che conosco bene, ma tra un po' sarà sommersa di paleoliche e pannelli fotovoltaici, quindi dimenticatevi il paesaggio. Buonasera a tutti, io sono Antonio Fuisi e sono il Fuisi. Tanto, Roberto mi ha convidato a venire a sede, l'ho trovato qui, che evidenza pure amico. Solo vi fui ospitare e questa poesia l'ho fatta questo Mazzano, quindi non dico come potessi. Praticamente fino al regolamento di un figlio mio, ho fatto due figli, sono dei 2 anni, sono dei 20 anni, che non erano mai andati a travagliare, quando lo già, quando non sono Nicola. E il figlio mio umano mi ha detto, bah, il tappo del vai è un anno. Beh, a te vieni a travagliare con me? No, io mi ricordo che in Sardegna non va nulla. E tanto buonato. In famiglia mia, a generazione si alterna, si abbattono emigrato. Babbo figlio emigrato, Minnanno, su babbo no, su babbo del Minnanno emigrato, finamente a parlare a su 1890. E come fa a tenersi conto, se la tradizione la manteniamo, si tocca da figlio mio. Che ogni anno, cioè ogni 40 anni si innova e siamo su faremo a fondo, no? E tanto, quando fui istruttore, avevo fatto questa poesia. Per essa di un babbo. So pensando che figlio mio, che babbo mio, ha a emigrare. Su giovanello adesso silenzioso lo passano con il periodo di si pagare, ma a treno già fosse brioso, provò di sapere a travagliare. Ma io pensamentoso mi indichido che a venire però isso già non vedo. Non lo vedo in questa Sardegna, o è pure modernamente sfruttata, o è mano anziana e maligna se è in un sviluppo calata, o è traitores a su carigna, sa dignità si rambarattata. Gari, o è di spanto di tanca fiorita, sappiamo un pannello e palafficchitas. E a te serve questo progresso, a non mezzorare, a sviluppare sul pastore, su assai arresso, a fare torre sul treno piazzare, a dare su diritto in possesso di poter gratuitamente curare, a fare require sul emigrato, se per vivere in nome occupato. Bah, che torna con il conto dei suoi ricchi che non cresce famiglia. Dei suo povero alzato, ignorante, tonto, che non sa più terra, ma bene vestito. A si mettere sempre pronto, colonizzato dai italiani attristito. Prima si entra fino a tutta, poi nada, in Sardegna non va nulla. In Trenizza già hanno emigrato il sangue di una mizza 23. Don Silo questi spopolati contro il lavoro si non vi cresce. Guerra e ha sempre guerrato, ma la soluzione che richiede per compilare questa pestilenza, magari di crescere indipendenza. Figlio mio, sospes puntemus, non la seguiamo questa tradizione. Sa Sardegna non abbandoniamo per questa falsa innovazione. Su Pananzeno noi settemus, continua a falla e in posizione, mezzo su cane libero e in pena, che rasso ma preso a catena. Non mi posso abbassare a rodeare a questo punto. Tre minuti ma sarà, se no quello è l'ora. Bene, Antonio poi ha terminato la lettura e quindi possiamo procedere con la sentenza. Partiamo con 8,5, 9, 8,7, 8,7, 8,5. Benissimo.
Adesso è il momento di... mi sono dimenticato il taccuino. Direttamente da Sedilo, Basilio Carta, che non merita presentazioni, lo conoscete benissimo. Il Papa. Oh Maria, oh, che tu il benio, i tabacchi, un montone stesso a passizzo, sparto in su quello, due skinne, siamo a manare, che cosa fai? Ti passiamo mi binare subito. Dai hanno restaurato il valore, a piuga, una morte salute, sempre a trilla, un stesso morto, se bucano niente, non beccano luce, mi vilizza salvare, se sono sorto, commenta patrassate, si terrore. Indica che su quello, con l'iccheggio, non mi prenda solo con i stedos, a entrare la via sul bacchetto e su drone e su questo zuncheggio. Non basta su sti libro de esa terra, sa troica e sta briga con sos grecos, sos spagnolos, bocchi sos azecos, si dà con sos curdos e sta in guerra romanos e cartaginesos, e sos titos de Troia, e sos aqueos, sos tedescos que se perden sos hebreos, e sos hebreos sos palestinesos. E da che non si dice un po' velisca, con 28 si fatta su vallone e compra un castanza con un turrone in sa festa e sa bimbolisca. A solmente di scuola in carrera, sa basalue con sa banna larga, poi sorti su un'annata in sarga, narana e scolpadera e desammela. Si sono de malauta, sa rennegano, tanto fra stima sos parenti mios. Quando vi spassa si sono i fammios, papà che proco, rebottano e pregano. Pregano a tighi che a sader regales, pregano a babbo che dimmi in ferro, e quando la monta, succan ferro, dos tramos a sue scambales. Chissà che non vi ora sei gue. Segretas che dimanda e sta fresco di che vico lo zoso si sostro, che con lo dotto, fino a San Francisco, sesti prima a destra il babbo nostro, che hanno stotto commenti che restue, e si dai non loro la sa gloria, ma non si è stata una terna storia. Benissimo. Procediamo. 9,2 in fondo, 9,5, 10, 8,3, no 8 e 8,9 per Basilio Carta di Sedilo. E adesso è il momento di Giambattista Pesdi, anche lui di Sedilo. Prego. Buonasera a tutti. Per non dimenticare dei suoi tilivirche, dei suoi cilibricchi, cioè delle cavallette che ha invaso la nostra piana di Ottana, Sedilo, Noragugum e Bolotta. E ho scritto questo sonetto e dico: larva ironica del centro Sardegna, Monterasu, Palai, Chingonare, dei scudu, Fagene a Ottana, li ripara su Ento e Tramontana, fattendili sa larva madurare. Cussa larva la d'infettus aviana e non m'avverso della sanificare, sa metamorfosi la vaghe mutare in televirche avido da gana, prolifico e pronto a saltiare, cara Noragugume e Bolottana, di la bende i datones e antanas, sasamas han forzado a transumare. Sarbiddan marginesas hospitales, an Salomea pro su Bongoro, invien tilivirchi a Dominsoro a sos politicantes regionales. Bene sufritto in colore oro, in regalia a gustos comensales, prodotto fine in zona notorio, non lesinedas pro Montecitorio, con Bongoro sos sardo rurales. Grazie.
Benissimo, possiamo procedere nuovamente con la votazione. Se la giuria è pronta. In fondo 8,7, 8, 7,7, no 7 basta, c'è un trattino, 7,5, 8 e qua 8,2. E adesso è il momento direttamente da Nuoro di Maurizio Fadda. Prego Maurizio. Buonasera a tutti e a tutte. Allora, io stasera volevo dedicare una poesia a tutte le persone, a tutti i compagni che stanno lottando in questo periodo contro la speculazione energetica in Sardegna. Io stesso sono impegnato nel comitato di Nuoro da più di un anno e niente, quindi ho visto che è un tema che è già stato affrontato, volevo appunto affrontare questo tema attuale e dedicare questa poesia a tutti i compagni che si sono prodigati e che anche qualche giorno fa erano a Selargius a fronteggiare gli agenti antisommossa. Bene, la poesia si intitola Vento contrario di Sardegna. Ognuno ha i suoi paradisi. Il nostro ha una cultura millenaria, seppellita nella storia dei vincitori. Il nostro aveva sentieri appena immaginati in giardini selvatici, con fiori e fioriture rocciose, col blu del mare sul blu del cielo, e dovunque guardassi erano fiori, non visibili a sguardi distratti, e rocce partorite dai licheni, e centinaia di verdi, tutti sardi, poi impastati da giallo estate. Questa terra, nei secoli sempre rapinata, scolpita dai venti, ma non sfregiata, non vuole più essere colonia e urla un imponente basta, meglio che a Pratobello, coi battiti del suo cuore di pietra, la sua pelle cespugliosa, la sua gente valorosa. Cominciamo come poiane, planavamo su emozioni ardenti, cavalcando i venti. Finimmo come api solitarie, che avevano visitato 1000 fiori, trovando quelli coi nettari amari. Le nostre voci risate, le urla e i pugni alzati, volando negli anni come soffioni improbabili nel vento, sono arrivate oggi qui. E hanno semenato su trigo, l'hanno fatto a manos, che a sospizzinos, a bello. Sogni abbiamo seminato, di società migliori con terre libere dal potentato. Abbracci abbiamo seminato, fra le genti sarde, come api che hanno ronzato, unendo le loro piccole ali come un alveare grande e invincibile. I sogni volano, come soffioni improbabili nel vento volano. Ma quando trovano il fertile nei giorni, mettono radici forti di esperienza e crescono la speranza. Dobbiamo raccoglierla dal giugno di Saccargia e stringerla forte nei nostri pugni di popolo che vuole essere libero, popolo sardo libero. Bene Maurizio, adesso procediamo con la votazione, speriamo che i pennarelli funzionino bene, quindi partiamo da giù 8,5, 9,3, 9, 9,5, 8,6. Adesso è il momento di Gianluigi Deiana di Ardauli.
Buonasera, è una cosa un po' fortunosa perché non prevedevo di partecipare, così. Credevo di poter stare tra il pubblico, forse sì. Poi dice, vabbè, comunque ci siamo, solo che io non avevo le cose in mano e mi sono fatto prestare un cellulare per venirmi a capo. E sono sbalestrato perché ero in fuga. È un periodo angoscioso e quindi le fughe è angoscioso sul serio, secondo me. E se c'è la possibilità, la fuga aiuta. La mia fuga è un po' di autobiografia, consiste in questo periodo di andare nelle ferrovie abbandonate e farmele a piedi. Quindi sono sceso da Sorgono a Mandas, poi da Mandas sono arrivato alla stazione di Villa Grande. Devo aver fatto, penso in tutto, va bene. Che non mi si accendeva adesso. Va bene. Le giornate sono così. Adesso sono venuto appunto da lì perché prevedevo di poter continuare domani, ma si annuncia pioggia, comunque mi mancano circa 50 km per arrivare ad Albatax. Allora questa è la fuga, e la fuga è anche un po' a suo modo una poesia, perché le poesie non è che vengono per l'ispirazione viene come quando il pane, no? Prima ci vuole tutta una lievitazione. E allora in questi 10 minuti che sono trascorsi da quando è iniziata la manifestazione, ho provato a vedere cosa mi veniva in testa, e ovviamente la cosa che più mi è venuta in testa immediatamente è il fatto che domani è la festa dell'Immacolata, a Verdauri si dice Nostra Signora, diciamo. Bene, Nostra Signora in francese si dice Notre Dame, e mentre noi poveri cristi siamo qui a parlare di poesia, a Notre Dame sono riuniti i potenti del mondo. È chiaro questo? Cioè vi sembra normale, no? Che dei personaggi che sono o inetti o criminali, rei confessi, siano riuniti stasera a Notre Dame? No? Con tutto il disastro che si è creato, diciamo, in una delle nazioni che sarebbero il faro, diciamo, della prospettiva dell'umanità, la Francia, oggi a Notre Dame a quest'ora. Ecco, allora quello ho pensato, mi è sparito di nuovo. Accidenti, quindi vediamo a cosa è che mi sono dato alla religione, per quanto io sia più o meno un comunista anarchico. Leggo questo testo, poi vi dico chi è che lo propone. La poesia funziona come un paio di occhiali molto particolari, mette a fuoco la realtà, la illude, poi illumina, innalza e risveglia. La poesia può salvarci. È un'utopia e c'è bisogno di lei per uscire dalla melma del pensiero unificato. Quando nella mia comunità, la comunità di chi scrive, San Benedetto al Porto, a Genova, si è sparsa la voce che sarei andato al Festival della Poesia, sulla mia scrivania sono comparsi pezzi di carta, tovaglioli, brandelli di scatole di scarpe, tutti pieni di pensieri, aforismi, rime, parole di speranza di chi ha storie disperate. I miei ragazzi, quegli occhiali, li indossano spesso. Sono poeti timidi e viscerali, non nelle riviste letterarie, ma sulla strada, dove le anime mescolano il dolore e con gli artigli si aggrappano agli orli delle voragini. Lì la poesia cresce spontanea. Il testo è così in terra come in cielo, e l'autore
è un prete, Don Andrea Gallo, che è morto alcuni anni fa, che era un fratello di Fabrizio De Andrei, personaggi che conosciamo, quindi ho pensato di leggere una cosa che scrissi per lui quando morì e che è questa. È questa. Cantasti Bella Ciao come preghiera in chiesa per la messa alla Madonna, per la grazia profonda di ogni donna, dal sommo altare all'ultima galera. Cantavi Bella Ciao come un addio, quel giorno al mondo prima di andar via, e da quel cielo e alle mani di Maria, perché sia lei a presentarti a Dio. E canti Bella Ciao col rosso in mano, davanti a Dio, in cielo come in terra, per l'innocenza che vince su ogni guerra, come un bambino e come un partigiano. Ninetta mia, morire di maggio, era destino per Don Andrea. Ninetta bella, che razza di idea, ha dato ad un prete l'assurdo coraggio di non cedere mai alla stupida onda, di non condannare e non dare giudizi, di fare il Vangelo insieme a Fabrizio e alzare il pugno in piazza Limonda. Questa è la cosa che ho scritto, poi un epilogo è che è difficile fare un Natale in un mondo così mortale ed è problematico davvero mettere su un presepe e spiegarlo ai nostri figli, e quindi chiudo in un modo un pochino realistico e forse blasfemo. È morto sul bambino e lì l'otto già che di interrare per simbolicare un solellino e lì l'otto di interrare. Benissimo, Gianluigi Deiana, con l'introduzione è riuscito a superarmi. Procediamo con la votazione, se i giurati sono pronti. Dal fondo 8, 7,8, 7,2 e 7,8. A questo punto, per quanto riguarda il primo giro, manca solo Francesco Mura di Nuoro. Prego Francesco. Buonasera. Tutti hanno trattato tematiche importanti. Io voglio parlare, questa è una tematica importante, di una persona che vive ai margini. Non si sente? Allora, voglio parlare anch'io di una tematica importante, insomma, quelle persone che vivono ai margini e che spesso di sovente ci dimentichiamo. In Norese il vagabondo, più o meno come in italiano, si chiama barbone, di mala e disgraziata, umbrosa, umida e fritta. Mi va questa frocalata, mi sono ancarato malavita, zoccana a urlo soscrioso, fa che ne bozza, si allassinande, i stanno con piano soffrocoso, che vanno all'estero ballande. Nive canto papozzo caro, allegro e sereno in pizzinnia, come un giorno ma non assavo, le ande a me a tripulia, tutto si intende su dolore, mi viene quando sono pattinta, ziranza cara a un perdonore, surdo so, con una maestra fughinde, e dal resto del recato, cosa prendere la coscienza. A bordo do sole dal superato, mai parato, paga confidenza. Questo non l'ha saperato. Noi stavo giovane e valentioso, tra pallavolo, figlio, sposo, come
so solo per dimenticare. Però Banita, un umile esilario, dormiendo ora scheccane, che sia capitane o maglio, che canta ziccasa e pedendo pane, sutta sul ponte, sutta sul cartone, lo zoro che in coscienza, visto che canta una ragione, per non lasciare le speranze. Quando resessa a dormire, sempre sono la stessa visione. Una craia con un portone, una donna da maculire, ma non chiedo di dimenticare, so che non hanno una coperta, so che non possono amare, che io questo spanto ma già abivare. Il teso viene, il teso pesante, e sto nulla si perde. A volte sprango si sto cantando, illusione, mi si schiena a ferro. Noi scusi te precari, sia su Chilo, sa terra, cosa santos, non mi querendo ascoltare, ma ti sento tutto umano. Grazie. E con Francesco ultimiamo il primo giro, procediamo con la votazione. 9, 9,8, 8,5, 9 e 8,3. Adesso la nostra musicista ci suonerà, perché è terminato il primo tempo della manifestazione, ci suonerà un pezzo e poi procediamo col secondo giro. Grazie. Benissimo, procediamo celermente col secondo giro, sempre da Pattada, paese famoso per il lago e non so, Francisco Cambigano da Pattada di nuovo. Nel stile, che Pattada è sempre il famoso di Sardegna, la conoscono in tutto il mondo.
sia ben chiaro. No, quando fino a Burgos. A Burgos lo conosco, ne avevo su in Spagna. Bene. Pro mi attire a sa vida de reina, pro 9 meses mi has custodido, de sa carre tua mi sono nutrido, ligato e astrinta a una cadena, sofferente de un malavena, de un letto mi has partorito, fino a mentre che forte non mi avvido, ma burlato de sangue d'un zifena. Su culpus il fusto d'ermosura, appinteso quando mi has abbracciato, che lacrima de pianto bagnato, ma il suo coro è pieno di calura, i te bellos cariños che in premura, in cos'ora che mi has allattato, desalimento sangue prelibato, all'uscito nell'aria sapuzzura. Canto il verso allegro zeniosos, in brazos tuos mi cantaías, parian de Deus culan maías, de canto fin bellos melodiosos, sos ojos lubentes e gioiosos, m'ammento de canto mi ninnaías, mi rendes anima mi bundaías, de carentes toquedos amorosos. Non mi vede de vista un istante, per mi fa che d'eterna sentinella, casa s'azienda salir bella, che brotta sul cuore benestante, che in sa mirata tua penetrante, mostra sa bellura in una brella, quando miro sa luminosa stella, vido a te e mi fatto amante. Così steggio, specie arnierie, tutto sa lusingas che m'ha dato, tutto su tempus che ha spenato, solamente per crescere a mie, in questo momento penso a te, tanto resto come illuminato, mi dorra da mente su passato, vegandomi Isaia notte e die. Ora si intreas, in sa notte giaras, nende contato il meravizzosos, ascolta io, dai esas tuas laras, su tasos stellos luminosos, cus alfabetas, deligas e raras, ponían a mente pare gozos, abbandonando esas penas ignaras, caluvinamento grandiosos. Dai quando io sono nascido in salvuredo da un ratto, dai quando de sa garra m'ha salvato, a sa vita del reina mi ha battido, m'ha spellonato si da poverito, m'ha dato alimento e su recatto quando m'ha visto povero e famito, propuso da paese sempre grato, quando lo miro sa storia olende, che in sa sala si spalta da suento, in mezzo sa entraña de sa era, penso a te e mi bene si spera, de descrive il verso scrintalento, commente chi messere s'ascoltende, uguale a un'anzone vatusama, che ti suffizo e tu e mi sei mamma. Bene Francisco, adesso procediamo nuovamente con la votazione. Dunque 9,5, 8,5, 8, 8,9 e 9,2. Benissimo, e adesso è il momento di Liborio Vacca. Florence, la io conosco nel 2003 a Florence, a Susero, quando sufrago esa brura che ha prenato Saera e su brura de sarde non si fica lo sezzi. Sa San Carruglia scottar de su sole tenia Florence, s'antropologa francesa. Tutto ischia di Sardegna, però è su sole la iacotta su Mattessi, sa tontesa de chiego la metà tempo si sos libros, d'orletto se ora de contos a su buio, e un bottedo e ozzo e lammentos pro sagarre gotta, mi che fi dormita su tasas manos. Duardies a pustis fi misintiscali, chento e pruspinnetta, stancata de cadara de pinna, sartas de roca bianca, de lo isco i penaschi di su core somine, quando sun cara a cara a sa spiramide d'Egitto, a Machu Picchu, però isque de succede di intiscali sa notte d'estate, pasizende a lugore in luna, in mezzo a sa spinnettas, con sarnare si imbriagar de salido e si spico e de sa murta, tancande sos sogros,
si intendene sas rogas de las feminas que partoren supra sas historias, si intendene sos últimos cantos de sorbezzo ninnandes di sa morte, e si intende sonor de canna chi muttini a su ballo e risigheddero de giovane galanas chi promintini amore. Cusa notte la giovane galana fi Florence. Ha dormito in tiscali me dar portas, prima puste de stare lì con Florence, e però ormai commenti a cusa notte ha pinteso claro sul sentido dei commenti cusa spinnetta non sono si via pedra e ludru, ma sono si pastadas con s'anima de esa gente che las ha fregadas. Cusa notte esas carres nostras unidas in s'abbraccio de s'amore non fin de personas distintas, ma fin tottuno con elighes e rocas e pinnettas. E quando sa luna è vestita dai par de cusos tremenes biancos, sa luna finir nois. Esos sálidos, esos tunquios nostros, si confundían con esos tunquios de todos los esposos antiguos de Tiscali. Usted de quien vediese Florence que fi partida, dai tanto non nos hemos prohibidos, ha porrecito una littera, sa figlia, 20 annos, veni di Sardegna in stiu, alla companzare a Sardia e a Tiscali, ma di mandato Florence. Noi scoita per rispondere e via può cercare agattato questa cantone che io ho fatto quando Florence che fi partita e chi da tanto non io più bogato a campo. L'ambriga di amore e di lutto sono cose che mi fanno esa strempa se mi funde in bundosa sosamentos. L'ambriga di amore e di lutto pro sa Sardegna reste che ha sconnotto sono cose che ha arbettato la sande in palas tuas una vita di amore e su calore meu sa intrañas tuas costas a terra supra sorlidones e su uno scude armida che prene sos pulmones in peder dell'argento in sas carreras rubidas de Franza ma sa mentare faidero de Sorbone orlor de Marzane currende a manutenta in mesa so suerzor de Barbaggia ma Deo cantar notes ancora tancande sos otros sta a vivere e a paetare l'ambriga di amore e di lutto. Benissimo, adesso procediamo nuovamente con la votazione. 9,6, 10, 9,8, qua vicino, la prima che è stata passata 10 e 8,5, grazie. Adesso tocca a voi, è il momento di Luca Sedda. Grazie. Allora, questa poesia innanzitutto ha un obiettivo, deve piacere a Francisco, siamo scompando su Francisco, siamo de ideas diferentes, ma una cosa ispo de Francisco. Y este una persona buena, e tanto, esas personas buenas los emocionan, s'amore. E non da credere, due poetas de Barbaggia, Liborio e Dego, como batimos una poesia de amore, tenemos medas cosas de gestionare. Su poeta tenemos cosas de gestionare, imos poesia po sbattare messaggi, po scude puro a forte, è necessario, siamo tutti su azzeccaoso, o su riesca capitando in questo mondo, e sa guerra non sono istropiante sa arena, finza se non siamo noi sono bombardados, e tutto esas prepotencias que siamo viendo mientras saber la nostra su necesidades amplio in sa poesia, ma la prima cosa i poden anche sus poetas a ponere in crisi sa mente desumine malo e sa mente desumine malo si pone in crisi con s'amore. E ho detto, non esiste una fortuna o una sfortuna, sono un consigliere comunale di opposizione e la politica è una cosa bella cada dia, sono occupate esateros, ma a potente un'occasione questa politica si sta dialogo più bella, ma ha domandato di ozzuvare a due sposi e tanto sicuramente lui gli ha proposto una poesia e la pone in suo Giulio Soro. Questa poesia si intitola Raro a buscare prendas.
Raro a buscare prendas, i estene su ies aru, e paracular de ascoltare su sorriso mai ti vendas. Prendas a buscare raro, ca in tue steddos arvescene, e non bastan castellos, ca in tue arvescene steddos. E su che mi scaru estene, e non vesian nue, ca arvescene steddos in tue. Prenda raras a buscare, e ascoltare paraculas, sarlaras tue mimbabulas, gai incendes su sorriso, ca in meso a mille casos a tue donos orvasos, a franza mi de risu, a mille casos in meso, mai a barres atteso, e deo mai t'abbandono, sorvasos a tue dono. E usta vida arranzami de risu due affranzami, cannemos a napparrere, cararas sun denarrere, e de amore sun cegas, che framma custas allegas. E che abarremos sanos, tentos sempre a sar manos, e sanos que abarremos, claridades semos, e que llanas y ballos tundos, nois mudamos mundos, in sas horas galanas, ballos tundos de llanas, en sas galanas horas, dai mundos semus foras. E pia mi abolo e abisu, cade árboles e sida, arranzami gusta vida, un tue nuda m'assusta, arranza de vida, gusta in bisu e bolo, affranzami, da esa realtà de stranzami, e dai-mi su consolo. Sempre de improvviso, affranza, abisu e bolo, ca esas precas vado inciso, chi ha unis suddiviso. Grazie Luca. Procediamo con la votazione. 9, 8,3, 9, 8,9 e 9 di nuovo. Benissimo. Adesso è il momento di Valentina Locche di Orani di nuovo. Tanto. Questa poesia parla delle donne e soprattutto di quelle donne, che sono purtroppo tantissime, che hanno un carico mentale gigante. Niente, buon ascolto. Forti, potenti, robuste, energiche. Tante cose, impegni, mestieri, appuntamenti, figli, casa, lavoro, panni sporchi, piatti da lavare, giochi da sistemare, camicie da smacchiare, mail da inviare, post da scrivere e inventare, spesa, detersivi, verdura, frutta, carne, pesce, tran quotidiano, solito, identico, schiacciante, forti, potenti, robuste, energiche. Fermati. Sì, ora mi fermo, ma prima devo andare, tornare, caricare, fare, scaricare, portare, accompagnare, consolare, asciugare, ricordare, accendere, mettere, aggiungere, spegnere. Ora mi fermo, stremata, distrutta, divelta, demolita, svigorita, annullata. Devi fermarti prima. Sì, dai, la prossima volta mi fermo prima, dopo aver fatto, disfatto, assemblato, sistemato, eseguito, creato, lavorato. No, prima. Non posso. Sì che puoi. Forse non voglio. Sì che vuoi. Sveglia all'alba, colazione in silenzio, bambini assonnati, affamati, da lavare, spogliare, vestire. Rallenta. Pietanze da organizzare, preparare, cucinare. Vieni per un caffè. Non posso, devo fare, disfare, disporre, stabilire, pianificare. Rallenta. Febbre alta, vomiti, dolori addominali, non posso stare a letto, devo allestire, preparare, programmare, fare, disfare. Rallenta. Testa pesante, pensieri violenti, slegati, negativi, prepotenti, duri, confusi, idee malsane, nocive, dannose, memoria affollata, piena, stipata, zeppa, neuroni bruciati, sconfitti, sfiniti. Rallenta. Perché sei così pallida?
Hai una faccia stanca, non ti reggi in piedi. Dovresti, potresti, fermati, o sarà troppo tardi. Non ho tempo per fermarmi, tutto dipende da me, è indispensabile, insostituibile, necessario. Rallenta, forti, potenti, robuste, energiche, sì, ma non immortali. Non posso cadere, sì che puoi, non voglio cadere, ma puoi. Grazie a tutte le donne, rallentiamo. Grazie a te Valentina. Procediamo con la votazione. 10, 9, 10, 8,5, 9,3. Adesso è il momento di Basilio Cartali Sello. Si intende, vedi? Quando che finisce il puntino di Annao, voi, si tiene un attimo voi. Come ti va molto facile se non vedete il permesso? E stava così, a Costiano non parla su me, ma Annao, non mi basta ma Annao, di una noiosa che risponde una bella poesia, Annao. E mi ha contato questo conto. A questo stiu besto, ma questo me era che non stavo vita. Che volete che uno stiu, non scrivo, vediamo. Ma che arrivava apposta dopo una benigata, questo uomo ne trovato una varese e questa barra annullata. Sul viso della parola non stia come te fare e tanto a pensare di rispondere una balante. La balante poi si accompagna del Salvador, ma il babbo non rischia. Poi per un anno dopo, scusi capitava due volte sa così. Però a fine di questo conto, questo amico mio mi andava, basi a suoi nipoti non mi dispedire, tanto sono abbracciato. Dopo 40 dischi che è morto, sicuro. E tanto per la di questo, si intende. Per perdere la sabbiata, cosa abbiamo salvato, su Panzello, San Mere Sagopina, come Sarina del Sughero, morta con la picotta, e Zeva Salitrotta, e Fiuto, Salvatore Samante, ma posto balante, ho tutto. Conosco le pumadas, e come hanno fatto al mio unghia, solo sabatiata, sapete fraiata che sa mia. E quando pigheria, mi date in sonzaia, cacchiorta, con questa terapia, tornai ad abbia, sarà morta. Paria di gaga, a peria saiaga con questa salasa, e se va pappinzo, e cudo, se pappinzo, l'imbalmata. E sapo sentuono, a pinteso un sono, e perdevo, dove una serra, e a palla su terra, vedo mio. In ciò del malauta, mi cade una tutta che un po'. Ma da che mi acchero, mi penso un misaero, non lo stocco, che arrivo sul fucile, che dopo su povile, sarumena, come mi arrivavo, intendi su un ortavo in pena, issa con Salvatore, e zero se ne amore, se ne vaso, e se ne isione, che io sono maccarrone, se ne lascio. A razza in etichetta, simile a Peppera, la ridunda, desattere sta gusta, mannassa, o si lusa e pilibrunga, e mi nara babbai, e non si cala mai l'età mia. Da che di nara planta, nara babbai canta Sannennia, e si pone da ridere, e non me la sappia essa partita, su santo che l'ha fatto, a bello su 3 atti di sa vita. Benissimo, procediamo con la votazione. 9,5, 8,6, 8,7, 9,5 e 8,8. Adesso è il momento sempre di Sedilo Giovanni Battista Pes. Io ho scritto questo sonetto ricordando uno sfortunato giovane di Sedilo.
e scrivo: con la scomparsa dello sfortunato Antonio Meloni, che i sedilesi presenti ricorderanno, lo chiamavano Antoni Siai, e dico: Sedilo ha perso un figlio stimato e ben voluto da tutta la comunità. Ciao Antonio, figlio distinto in sa comunidade una vita passata in tribulia, figli de sos eventos allegria, con se espressiva sua umanidade. Antoni, con innocente simpatia, s'ha godido sa sua libertade, sedilo ha perdito viso e frade, de dolore ad infusto non si guppia, sa famiglia de nieddo la vestida, allenato, posa amicizia fraterna, un pare a Battistina e Filumena, po Antoni che sa vita la partita, il suo velo si goda cus eterna, cordoglio a voi sconfida serena, in fratellanza e salute amena. Grazie. Grazie Giovanni, procediamo alle votazioni. Dunque 9,3, 9,5, 8, 9, 8,5. Adesso è il momento di Maurizio Fadda di nuovo. Allora, leggerò due poesie, sono brevi, quindi starò attento a 2 minuti. Allora, una parla della poesia, visto che siamo in una serata di poesia, mi sembra buono dedicare una poesia alla poesia, si intitola come la biografia di Paolo Neruda, che è uno dei miei poeti preferiti. L'altra invece è beneaugurante e parla del grano, con l'augurio che nelle terre della Sardegna si riprenda a coltivare il grano anziché farcele portare via da paleoliche e pannelli fotovoltaici. Bene, iniziamo. La prima. Confesso che ho vissuto. Nevica adagio e il freddo destino depone gli anni come fiocchi di neve e tutti insieme sembrano un unico manto, ma se li guarda il microscopio si vedono tutti i giorni, coi colori e coi dolori, tutti diversi, tutti dispersi. Confesso che ho vissuto dentro tutti questi giorni, mesi e anni. Passeggiavo ignavo con la vita, spesso ci amavamo, talvolta invece no. Ma lei in fondo era sempre carina con me. Ho vissuto con la mia vita come fossimo una cosa sola. Nel mio prato fiorivano studio, lavoro e famiglia, baci, sport e arte, ozi, giardini e orti. Scherzavo e amavo ingenuo, come un bambino troppo cresciuto, ma le donne erano distratte. D'un tratto ebbi nuovi occhi. Lessi per davvero un libro di poesia e non smisi mai più di leggerle e rileggerle, di scriverle e riscriverle. E anche questa vorrebbe esserlo, ma la poesia non è come la vita, è difficile passeggiarci accanto, lei corre veloce o svolazza incostante. Ah, se fossimo una cosa sola. La seconda si intitola Il nostro grano. Ho bisogno di scriverlo al primo buio, quello che abbiamo fatto qui a Nuoro. Devo guardarlo troppo da vicino, con poca luce che non mi distragga. È un'azione interrotta, simbolica da millenni, eppure abbiamo solamente trovato semi antichi, recintato, arato, seminato, aspettato, sperato, parlato e poi l'abbiamo falciato a mano, con l'ardita leggerezza di un gruppo di amici che impara a falciare i limiti imposti. Ora abbiamo i nostri semi. Abbiamo il nostro grano, il pane, il cibo è nostro.
e l'abbiamo fatto noi e la terra. L'abbiamo visto crescere impavido, l'abbiamo sentito frusciare come musica, l'abbiamo accarezzato in un'alba d'estate. Ora vogliamo che i suoi semi crescano nel nostro profondo e come farina che si attacca ovunque si diffondano nella nostra città, perché tutti i sardi possano fare il proprio grano. Grazie Maurizio. Mancano solo 2 poeti al termine, poi sapremo chi sarà il vincitore e potrà andare alla finale regionale. Adesso è il momento di Gianluigi Deiana. Ah no, dobbiamo votare, dimenticato. Quindi avvicinati intanto Gianluigi, dai. 8,5, 9, 8,5, 8,9 e 9. Allora, così facciamo un po' di par condicio. La cosa che ho letto prima era dedicata ad un prete, questa invece è dedicata ad un comico. Era un prete straordinario e anche questo è un comico straordinario. Diciamo che dal mio punto di vista sono, essendo così straordinari, 2 santi. E un santo per me è uno che riesce a farti ridere quando non ci resta che piangere. Non ci resta che piangere è un film importante di un mio, il cui protagonista è un mio coetaneo, che però è morto 30 anni fa. Il prete era genovese, questo era napoletano, si chiamava Massimo Troisi. E quindi dedicai a lui questa cosa, però me la ricordo a memoria. Quando morì, perché morì 30 anni fa, quindi aveva circa 40 anni. Ed è questa. Anche la morte ruppe quasi in pianto quando per te distese il suo lenzuolo. Anche il silenzio mormorava il canto, o Massimino per portarti in volo. Corresti con Colombo e Marco Polo per questo mondo disperato e vano. Tu come il Pettirosso e l'Usignolo, come Pablo Neruda e Magellano. Neppur la morte ti portò lontano e aprì il nostro cuore come culla per ricordare cos'è l'essere umano quando ama le creature e si trastulla. Cos'è una stella accesa in mezzo al nulla? Cosa muoveva il povero di Assisi? Tambourine man, il tuo tamburo rulla, il jazz eterno dei persi e degli uccisi, mio menestrello di smorfie e di parole, senza mercato, senza spot né crisi. Tu parli con il lupo e parli al sole. Vivi per sempre, Massimo Troisi. Benissimo, bambini non fate chiasso, se no viene Salvini e vi porta via. Dunque, procediamo con la votazione. Allora, 8,8, 8, 8,5, 9, in prima fila un altro 9. Benissimo. Adesso c'è l'ultimo concorrente, Francesco Mura di Nuoro. Questo è un quadretto lirico letterario che descrive un paese, anzi una cittadina, che si affaccia al mare come tante in Sardegna, però c'è sempre la sua cultura nella campagna. Si chiama Giorno d'estate. Arriva dal mare infinito, sopra le tue cime bianche, la prima luce del giorno. Al brillar dei tuoi occhi schiarisce la fresca vallata. I prati iridescenti si svegliano, liberando i segreti del buio.
si destra timido il bosco, lasciando vergini ombre. Le tue greggi lasciano gli ovili, attraverso cestetti asfodeli. Arrivano armoniosa da lontano, dai pascoli imbonditi. Scandita tra bronzi e battacchi, la musica della calda estate. E tu, sdraiato sul colle, mirando abissi turchesi, guardi i tuoi giorni susseguirsi nel tempo, ammiri sempre la torre in quelle magiche albe che squarciano le malinconie. Rimane da secoli nel cuore un riverbero senza fine, luce immensa di sogni e speranze. Grazie. Benissimo, siamo quasi al termine, procediamo con la votazione. 9,5, 8,5, 8,7, in fondo la destra, Domenica, la signora che è vicino a te, 8,5 e 8,8. Ora adesso, nel frattempo che il notaio fa il conteggio dei voti, così procederemo a proclamare i vincitori, devo leggere, mi è stato chiesto da un'associazione di beneficenza al periodo di Natale, sono molto attive queste associazioni, di leggere un appello per chi volesse dare un contributo per questa associazione. L'associazione si chiama AIOT ed è Associazione Italiana Onorevoli Disadattati. È una campagna di solidarietà per il reinserimento lavorativo. Vi leggo l'appello approfittando anche delle televisioni. Il 25 aprile si sono svolte in Sardegna le elezioni regionali. Purtroppo il 30% degli ex consiglieri non sono stati rieletti. Queste persone hanno dovuto abbandonare il consiglio improvvisamente senza avere il tempo di riadattarsi alla normale vita lavorativa. Il loro reinserimento presenta problemi di carattere psicologico. La Presidente Todde ne ha assunto alcuni come consulenti degli assessori, ma i fondi a disposizione non sono sufficienti e avendo vissuto per lungo tempo in cattività, tanti rischiano di non riuscire a superare l'inverno. L'AIOD si appella alla sensibilità di quanti vorranno donare un piccolo contributo per ridare il sorriso a un onorevole Trombato. Grazie. Può suonare un pezzo adesso procediamo col conteggio. Nel frattempo la musicista ci suona un ballo e poi proclamiamo i vincitori.
quello di Orano, quello preso in ottavo. Mi sembra che è molto anche adesso vediamo. Fatti tu. Benissimo, procediamo con la proclamazione del primo, secondo, terzo posto. Il primo naturalmente andrà l'anno prossimo a disputare la finale regionale e in più il comitato ha istituito anche un premio della critica che verrà letto direttamente da loro. Prego. Allora, il premio della critica va a Francisco Cambigano per la profondità con cui ha parlato della madre. Abbiamo un dono dei nostri prodotti tipici, la birra, il miele e il pane. Oh, grazie Meda. Dobbiamo farlo. Tu ti piace. Bene. Grazie Meda, mi ha fatto piacere Meda di aver partecipato a Nova Mezzo. Ciao. Grazie a Francisco di essere belli in una battata in questa linea di Abba e Bentu. Bene, procediamo. Si è classificato terzo con 54,6 voti, la somma tra primo round e il secondo, Basilio Carta di Sedilo. Vieni Basilio a ritirare il premio, così se vuoi dire qualcosa. Non ha provato te. Però sono messo grande e ho continuato a concursare in Bauar, tu mi dai la pena. Grazie Redù. Grazie Basilio, i premi consistono in prodotti tipici del posto ovviamente. Secondo con 56,2 voti Liborio Vacca.
sul spezzo. Tanto grazie, è la prima volta. Posso andare non dopo mai una presentazione, un sonetto. Lo posso andare? No. Noi sul meu, e sta bene, ma da istradare, no, mi sa poesia, non si un meu, andò qui prima al liceo, ma quando non c'era Stecchetti, pensate a Mutiusachizza, Ginestra, Allumeni, in onore a Leopardi, e Bornano un sonetto suo, andava a tenere a quinta elementare, ad adattare Gogollo, Machiavelli, Cecco, cudi un autodidatta vero, andava a fare scuola generale o piare la licenza media, hanno fatto promessi spore il primo capitolo, ha fatto un sonetto, poi un'ala, dunque si un con me. Don Abbondio, tornando a domo sua, leggende sardellina spreghiera, scando i sardesenta brughiera, vide lumine de natura crua. Come te faccio mi do sa fua, ma più no posa San Carlizeras, e cuso sparen proprio due panteras, tanto vale che in brazzo che le rua. S'accosta timoroso e sorvalentese. Attento chi no a Panoglione, Renzo e Lucia, Rodrigo ha comandato. Misero Abbondio contra sos potentes, l'intra ancora una palpitazione che a malapena dopo che il ghirato. E adesso giungiamo al momento clou, si aggiudica il secondo, Sedilo Nord, Sedilo Sud, Poetri Islam, e quindi il posto di finalista alla finale regionale con 56,6 voti, solo 4 decimi più di Liborio Vacca, Valentina Locche di Orani. Qua non solo il passo, non so venire. A questo punto che stiamo in sardo. Grazie a tutti, sono veramente contenta che Pasca. Dedico questa vittoria a Giorgio Nicolò, che sono in Zormeo, che mi ha ispirato alla prima poesia che ha desinteso, e a tutti i seminari del mondo. Grazie. Grazie a te Valentina. Quindi il comitato adesso farà un invito per tutti quanti. A conclusione un applauso per la nostra fisarmonicista, che però prima di andare via ci suonerà un altro ballo, immagino. Grazie a tutti e a San Nomielidi. Dimenticavo tutti i poeti sul palco per la foto di gruppo, che è un rito e poi dovremo pubblicare nel Corriere della Sera, importanti giornali. Quindi se salite sul palco tutti i poeti facciamo quest'ultimo sacrificio, nel frattempo la fisarmonicista. Mettetevi in posa. Cioè girarti. Chiacchierare Facciamo una foto. Pronto, Siamo tutti poi. Dai, va bene. Peccato un Liborio dalla farmacia, accrociato.
accesi. A posto. Hanno fatto accesi. Si è fatto il